uno square che ci ha portato a riflettere sulla nostra capacità di essere adulti scout, di essere pronti alle nuove sfide sociali, politiche, ambientali, avendo la capacità di andare avanti con coraggio e determinazione. Il secondo si è tenuto ad aprile ad Ardea. Il tema era molto importante: essere Chiesa, essere parte della Chiesa italiana nel cammino sinodale, più vita alla Chiesa, per camminare insieme come adulti scout, testimoni capaci di costruire nuove relazioni significative e feconde, richiamando il motto del 70°. Con noi Anna Perale, ex Cuba d'Italia, e Don Will Luttiari, ex assistente nazionale dei Massi, abbiamo riflettuto sul perché un sinodo e dell'importanza di un sinodo. Allora, io mi soffermo sulla formazione. Allora, l'offerta formativa della Regione propone i momenti della riscoperta come esperienze significative per i singoli e delle comunità che si approcciano al nostro movimento. Sentono la necessità di nuove risposte e nuovi stimoli. Anche quest'anno era in previsione, ma come ben sapete ci sono state tante cose da fare, tanti momenti organizzativi da prendere in mano, di conseguenza non siamo riusciti a portarli avanti. Sicuramente li ritroveremo proposti per il prossimo programma regionale, saranno svolti nel momento in cui ci sarà la richiesta da parte di qualche comunità. Comunque mi sembra che abbiano già dato la loro disponibilità per il prossimo. E questo diventi proprio un'occasione di crescita comunitaria. Nel corso dell'anno abbiamo programmato anche 3 consigli regionali. Nel primo sono stati presentati il nuovo progetto regionale e il nuovo programma regionale. Il successivo abbiamo invitato al Consiglio Anna Perale, che ci ha illustrato un po' la parte del lavoro che stiamo facendo a nazionale sul patto associativo, patto comunitario, scusate, non mi dico. Sì, l'area in aggetto. Si trovava in aggetto. No, sì, esatto, grazie. E sul patto comunitario e del perché rinnovarlo dopo una serie di riflessioni su 3 domande: perché un patto, l'irrinunciabile di un patto e il linguaggio di un patto. Saranno le comunità che poi discuteranno le eventuali modifiche e infatti mi sembra che parecchie comunità hanno già risposto a questo e sono stati inviati in pratica tutti i pacchetti di lavoro a nazionale per poter poi far sì che la commissione che sta seguendo questa parte faccia uso del nostro lavoro e del nostro impegno. L'ultimo consiglio regionale è stato un po' il consiglio regionale rivolto prettamente ai magister. I magister hanno vissuto in quel momento in cui eravamo, l'hanno vissuto molto bene. Da ripetersi qualcuno ci ha detto. Abbiamo lavorato sul tema comunità. Comunità chi sei, cioè come ti vedo, come sei in realtà e come ti vorrei nel futuro, no? E abbiamo vissuto questa esperienza con una serie di considerazioni che sono uscite da un gruppo di lavoro, nella speranza però che sia anche più sentito da parte di altri magister, perché pensiamo che possa essere un qualcosa che possa evolvere e un aiuto in più anche ai magister. Per lo sviluppo, nel 2024 abbiamo avuto la gioia di dare il benvenuto alla comunità di Arano 1, che sono qua anche oggi, della zona di Padova, è entrata a far parte del nostro movimento a tutti gli effetti con il censimento. Siamo in contatto con altre persone e ex capi scout che vengono dalla GESCI e non solo, interessati a costruire una nuova comunità NASCI, sempre nella zona di Padova e Vicenza. Poi abbiamo mi sembra che abbiamo avuto ieri la presenza di Valdagno, che anche loro sono in fase di costituzione. Ci sono delle comunità comunque che si sono prese dei momenti di pausa, probabilmente legati anche a malattie importanti, perché l'età comincia a essere importante. È vero che noi siamo in tanti nel Veneto, ma ci sono anche tante persone di una certa età, insomma, è importante.
Sicuramente non dobbiamo soffermarci sui numeri, ma sulle motivazioni e sulla qualità della proposta che cerchiamo di testimoniare nella fedeltà dei valori scout. Perciò diamo ancora più vita alla nostra vita come movimento. Siamo un movimento in evoluzione, quest'anno festeggiamo i 70 anni della nostra Costituzione, traguardo importante e significativo per l'impegno dei nostri fratelli scout di un tempo e di noi di oggi, proprio perché crediamo dei valori scout a cui siamo chiamati, insieme con le nostre comunità, attraverso l'impegno comune per fare in modo di lasciare il mondo un po' migliore di come l'abbiamo trovato. Lo abbiamo riscontrato anche ieri, anche oggi, continuiamo a ripeterci. Adesso lascio la parola a Rinaldo. Comunicazione. La pattuglia comunicazione è formata da una rappresentante persona. Il nostro sito è seguito da un nostro amico scout che è qui presente, al quale diamo il nostro ringraziamento per il lavoro che sta facendo, perché è in continua fase sempre di miglioramento del nostro sito. Col supporto in particolare dei componenti della pattuglia formazione migliorerà sempre di più. Avere più nuove, interessate e facile accesso a tutte le comunità per tutti quelli che nell'incontrare il nostro sito vedano che ci siamo, come facciamo soprattutto che capiscano il nostro messaggio di fratellanza e di cammino comune. Le zone. Anche quest'anno non siamo riusciti a vivere un'uscita in presenza con tutti i coordinatori delle zone, ma attraverso la pattuglia regionale nella quale sono presenti riusciamo a dare informazioni utili nell'andamento delle zone. Le zone, molto diverse tra loro, anche sull'importazione delle loro attività, proseguono il loro cammino, ponendo attenzione alle relazioni tra e con le comunità, ritenendo importante recuperare e rinforzare il bello dello stare insieme. Il progetto regionale è uno strumento utile con i segretari con obiettivi utili alla cura dell'attenzione delle zone. Quest'anno ci siamo impegnati a seguire la zona Serenissima, una zona che da 5 anni non riusciva più a trovarsi in un momento comune come la festa delle comunità. Dopo un percorso condiviso con i segretari, i magisti si sono ritrovati ed hanno programmato un incontro delle comunità presso la parrocchia Sant'Antonio di Manera. L'incontro è andato molto bene e piacevole per tutti. La croce di Panissato. Il 17 settembre 2023, dopo una fermata dovuta al Covid, si è celebrato l'evento regionale presso la croce di Panissato, appuntamento che si tiene ogni 2 anni, evento ormai consolidato da tempo. Infatti nel 2025 verranno festeggiati i 25 anni della nascita di questo evento. Dei testimoni hanno illustrato il come, il perché di questo progetto. Per concludere, allora, carissimi, siamo arrivati fino ad oggi da 1000 strade diverse. Come canta la nostra canzone ormai che fa parte del nostro percorso, 1000 strade che hanno portato a vivere questo momento importante per il nostro movimento, i 70 anni di impegno nel voler essere cittadini significativi e generativi, impegnati nella cura del bene comune, nel rispetto della natura, nella cura delle relazioni con le nuove generazioni, nella crescita personale nel cuore. Da qui in poi dobbiamo pensare che dobbiamo promuovere nuove occasioni di confronto e condivisione per tornare a sognare, per risvegliare la speranza di una vita piena. Dobbiamo essere donne e uomini felici, come dicono i nostri ragazzi di ieri, la felicità. Che sanno mostrare con gioia ed entusiasmo la bellezza della proposta scout in cui crediamo e nella fedeltà ai valori, perché siamo testimoni come cittadini e cristiani attivi. Bagno e Rimanello. Più vita alla vita. Prendi anche l'altro microfono. Come no? Bene, la relazione dei segretari non va votata, quindi la passiamo. Adesso è il momento del bilancio. Sul bilancio
Maurizio mi aveva chiesto la parola. Dai, il microfono. Sì, scusatemi, sarà un intervento, perché sarà un intervento di tipo burocratico, quindi accettatelo, però per fedeltà un po' alla democrazia del movimento che si dà delle regole e dovremo in qualche modo rispettarle. Allora, come Veneto abbiamo sempre approvato il bilancio, chiamiamolo così, no? Adesso si chiama rendiconto economico, ma è la stessa cosa, in assemblea, perché in assenza di qualsiasi norma che dicesse in che luogo fosse da approvare il bilancio della regione, abbiamo sempre ritenuto sovrana l'assemblea, è sicuramente nella nostra idea di democrazia sovrana rispetto agli altri organismi regionali, e l'abbiamo sempre approvato in assemblea. A seguito dello statuto che abbiamo approvato a novembre del 22, nuovo statuto che ci ha introdotto al discorso del terzo settore, e al regolamento conseguente che abbiamo approvato in Consiglio nazionale nel 2023, c'è una norma, l'articolo 8 del regolamento, che dice che il bilancio delle regioni va approvato dal Consiglio regionale. Allora, non rilevare questa cosa mi sembrava inopportuno, cioè saremo un po' fuori rispetto, diciamo così, ci sono secondo me ci sono due vie, però potremmo trovare anche una soluzione rispetto a questo, perché qualcuno, metti che uno abbia, non lo so, litiga con Lavagna o con Lionello, dice voglio rompergli le scatole, il bilancio non deve ritenersi approvato perché lo ha approvato l'Assemblea e non il Consiglio regionale. Oh, non sarà così, noi veneti proprio sul bilancio non abbiamo mai litigato, ecco, questo, siamo sempre stati un po', forse anche troppo buoni rispetto a queste logiche, no? Per noi sono logiche un po' così, anche se ha la sua grandissima importanza il bilancio. No, io pensavo questo, o riteniamo comunque sovrana l'Assemblea, ancora una volta, ma lo scriviamo esplicitamente, cioè dentro l'Assemblea ci sono tutte le comunità, 50 comunità rappresentate con i loro magister o delegati. Oppure, molto semplicemente, una soluzione potrebbe essere questa: alzano la mano chi sono i magister e i magister votano il bilancio e noi siamo a posto anche con le regole, nuove regole che ci ha dato il Consiglio regionale. Dopodiché, siccome era un tema che era in programma, no? Quello di adeguare i nostri regolamenti regionali allo statuto, eccetera, eccetera, come diceva Vania, siamo stati presi da tantissime cose quest'anno che è impossibile attivare una fattura anche per questa cosa, che è un lavoro anche non facile, ecco. Io dico, vabbè, in attesa di questo potrebbe essere anche una soluzione, ma la lascio al Presidente e al Segretario. Allora, il regolamento dovrà essere votato in assemblea, giusto? Come no? Il regolamento regionale andrà, le variazioni al regolamento regionale andranno votate in assemblea. Le variazioni del regolamento? Ma sì! Dipende quello che ci avete scritto sul vostro regolamento. Dipende quello che ci avete scritto. Però il regolamento regionale non potrà variare questa norma, anche perché la radice di questa norma del Consiglio regionale, forse non l'ho detto prima in maniera esplicita, è il fatto che il bilancio, essendo adesso nel terzo settore di Masci, deve essere approvato da persone elette. Il Consiglio regionale è l'organismo dove ci sono i magister che sono eletti dalle comunità. L'Assemblea non ha eletti, ok? È semplicemente questo, per cui non è che noi con il nostro regolamento possiamo cambiare o dire che l'Assemblea è sovrana rispetto a questa norma. È una norma del movimento che noi dovremo comunque rispettare con il nostro regolamento, non possiamo scrivere diversamente. Okay? Quindi io resto su una delle due soluzioni, cioè che comunque è la stessa cosa. Cioè, si
risultata semplicemente se votiamo tutti, quindi ci sono comunque gli eletti magister o comunque se votano solo i magister, come non si vuole fare. Comunque, anche se non potremo variare la norma, quando nel nostro regolamento regionale aggiungeremo questa allora, i segretari dicono che facciamo votare solo i magister o i delegati dei magister. Quindi lascio la parola all'onorevole Presidente di bilancio. Allora, come tutti voi vedete che adesso nel vostro libretto avete il bilancio, no? Come vedete c'è la parte, diciamo, delle entrate e delle uscite, no? Allora, io per semplificare mi fermerei un attimo sulla voce, diciamo, delle quote del nazionale che rispetto al 2022 sono maggiori. Il motivo è solo perché il saldo dell'anno 2022 a noi Regione Veneto è arrivato nel 2023, quindi la cifra, cioè nel 2023 abbiamo avuto 3 ritorni da parte del nazionale riguardo al discorso dei censimenti. Poi c'è la quota, diciamo, delle entrate delle attività svolte a livello regionale che sono gli squari in assemblea. Come uscite, come vedete, diciamo, no, nella parte dei rimborsi istituzionali e nazionali, quest'anno abbiamo una cifra un po' superiore perché nel 2023 sono stati ritornati a delle comunità della regione segnalate da parte dei nazionali che erroneamente nel 2022 avevano versato dei soldi in più rispetto alla quota associativa della loro comunità, quindi i nazionali ci sono tornati dei soldi che noi abbiamo ridati alla comunità e più c'è stato diciamo, il ritorno del contributo che da parte dei nazionali è arrivato da parte dell'Assemblea di Lucca, però che ai delegati che sono venuti all'Assemblea sono venuti con i loro mezzi, non con il pullman organizzato dalla regione, anche lì è stato dato il stesso contributo, è stato dato a quello, diciamo, che è dato a quelli che vengono in pullman, quindi che è la cifra un po' superiore. Dopo c'è le spese per gli eventi regionali che abbiamo avuto, sono i 3 eventi di 2 squari e poco, dopo il discorso delle istituzioni regionali sono i rimborsi che vengono dati ai segretari e ai vari portoni e ai segretari in particolare della partecipazione ai vari eventi. Ecco. Poi del discorso delle attività, altre aree, come vedete, nel 2023 sono stati dati 600 euro perché nel 2022 mi era stato dato il contributo annuale di 300 euro e è stato dato nel 2023 i 2 contributi annuali che sono di 300 euro. Dopo c'è la quota che siamo in partecipazione qua alla ONUS Ligaburi che siamo soci 250 euro e poi di formazione, comunicazione e sviluppo, questi soldi qua sono i rimborsi che sono stati dati ai nostri adulti scout del Veneto, delle varie pattuglie che hanno partecipato ai vari eventi formativi nazionali sia sulla comunicazione sia sul sviluppo e anche diciamo sulla formazione. Quindi sono tutti i rimborsi che sono stati dati alle persone della nostra regione che hanno partecipato a questi eventi. In totale abbiamo diciamo le entrate e le uscite che poi viene pari
viene parificato perché come fondo di riserva, cioè come conto corrente a 31/12 abbiamo 3.853,61 euro in banca etica e come contanti ne sono rimasti 215. Ecco. Poi abbiamo i famosi 3 investimenti che sono in banca etica che sono stati illustrati nel bilancio dello scorso anno. Il motivo perché sono stati fatti questi 3 investimenti dei soldi che erano fermi da tanti anni, che erano presenti in quote azionari che sul suggerimento di banca etica non rendevano più, anche erano in continuo calo, quindi continuavamo a perdere invece che ogni cosa. E allora questi qua sono stati dei fondi che sono stati investiti in questi 3 pacchetti. Ecco. E poi c'è la quota azionaria di banca etica che è di 612 euro. Questo è quanto riguarda il bilancio. Se ci sono delle domande. Allora, come vedete, noi segretari Mozione numero 1 per l'approvazione del bilancio consuntivo 2023. I sottoscritti animatori, segretari regionali, visto il bilancio consuntivo 2023 presentato all'Assemblea, propongono la seguente mozione. L'Assemblea regionale del Masci, riunitasi a Verona in data 2 giugno 2024, approva il bilancio consuntivo 2023 come presentato. Gli animatori e segretari regionali Vania e Lionello. Bene, allora diamo per scontato che essendo presenti 50 comunità dovrebbero esserci 50 voti. Chi ha... No. Sì, ma scusate un attimo, però giustamente io dicevo, propongo se Vania è d'accordo, noi abbiamo messo l'assemblea regionale, noi diciamo i magisti presenti in assemblea regionale approvano il bilancio. Siete d'accordo? Modifichiamo la mozione, i magisti presenti in assemblea regionale. Allora a questo punto, siccome c'è il discorso della diarchia, pronti i scrutatori, alzano la mano tutti i magister e le magister in modo che li contiamo. Ma potete anche voi, segretario. Consiglio regionale e anche consiglieri nazionali. Anche qua. Che tu contato? Questo è 52. E 55, 28, 56. bene, adesso per approvare il bilancio consuntivo sulle palette, sulle mani. Bilancio sempre solo i magister, quelli che abbiamo votato prima.
Astenuti? 1. Contrari? Nessuno. Approvato a maggioranza. Andiamo con l'esecuzione del bilancio preventivo. Allora, come vedete il bilancio preventivo all'inizio viene riportato il conto corrente e i soldi contanti che abbiamo in cassa. Come quote della nazionale prevediamo rispetto al discorso di censimento intorno di 3.000 euro e come eventi regionali prevediamo un'entrata di 3.500 euro. Dopo vedete che nelle varie voci l'unica voce poi importante che abbiamo messo nel 2024, cioè messe parenti sono gli eventi regionali che sono tante uscite poi similari, e poi abbiamo messo come formazione, comunicazione, sviluppo e zona 2.000 euro di preventivo. Perché sono quei soldi che, se vi ricordate bene, non l'anno scorso ma l'altro in assemblea a Villarosa abbiamo approvato di avere un fondo per quelle comunità che stanno facendo dei progetti che hanno bisogno di un contributo. Quando ora ci arrivassero queste richieste dalla parte della regione, valutate dai segretari, il progetto, si dà il contributo per prelevarlo da questo fondo. Quindi fra la previsione di entrate e uscite abbiamo previsto un'entrata di 10.586,61 euro e di uscite 10.568,61, e dopo per il momento restare ancora fermi sui famosi investimenti che non sono ancora nel 2024 scaduti. Ci sono delle... Qualcuno ne fa qualche domanda? Perplessità? Dubbi? Perplessità sul fondo progetto, credo che una comunità si arrangia, non ha perplessità, comunque va bene, ci può stare. No, perplessità di 3.000 euro sulla formazione, comunicazione, sviluppo zone, sia regionale che intervenga. Ho una perplessità, ma niente, ho una perplessità, ma non importa. C'è una perplessità che secondo me in comunità si sono andate. Allora, come segretari noi proponiamo la modifica della mozione che abbiamo presentato, cioè proponiamo la stessa modifica che abbiamo fatto nella mozione dell'approvazione del consiglio. Dove? Sempre parte del bilancio? Sì, no. Per assurdo, siccome noi non abbiamo l'obbligo di votare il bilancio preventivo, quindi non è una competenza del Consiglio regionale, credo che come bilancio di previsione è un'intenzione, è una scelta politica che può fare tranquillamente l'Assemblea, non c'è nessun problema dal mio punto di vista. Perché non abbiamo l'obbligo di Allora in questo caso vota tutta l'Assemblea. Allora, diciamo che la mozione Mozione numero 2. Per l'approvazione del bilancio preventivo 2024, i sottoscritti animatori segretari regionali, visto il bilancio preventivo 2024 presentato all'Assemblea, propongono la seguente mozione.
L'Assemblea regionale del MASCI, riunitasi a Verona in data 2 giugno 2024, approva il bilancio preventivo 2024 come presentato. Gli animatori segretari regionali Nanni e Venezia. Allora, abbiamo deciso che in questo caso, visto che non c'è nessun obbligo nel statuto nazionale, vota tutta l'Assemblea. Chi approva questo bilancio alza la mano. Contrari? Astenuti? 1. 2. Allora, scusate, gli astenuti di nuovo sulla mano? 3 qua e 1 È approvata a maggioranza. Bene, non essendo pervenute a questo tavolo nessun'altra candidatura, chiamo la comunità di Oderzo per presentare la candidatura del nuovo segretario regionale. Buongiorno a tutti. Allora adesso se i commenti in mezzo ci danno la possibilità di una piccola presentazione in PowerPoint, una cosa semplice. Sono stati diventando un'abitudine, abbiamo un'esperta in questo e perciò noi vogliamo festeggiare con voi perché ci sembra che sia bello, non perché Lionello non sarà festeggiato nel suo, ma intanto festeggiamo da Carlo, poi festeggiamo anche Lionello. Grazie. E io che festeggiamo? Senza distruggere? La zona Piave dedica al nostro Giancarlo questo breve ma sentito omaggio. Questa è la storia di uno di noi, nato e cresciuto tra scautismo e rugby. Giancarlo è il suo nome, da Oderzo proviene, e alla zona Piave lui ha
Bene, ringraziamo delle chiave. Adesso chiudiamo l'assemblea. Mi pare che siamo stati bravi come Leo ci aveva chiesto. E rilascio la parola per i saluti al nuovo segretario e poi al vecchio segretario. Intanto la canzone, mi sono allontanato mezzo secondo perché mi hanno chiamato dalla Calabria e non ho interrotto il momento perché mi sembrava, quindi mi ho privato del messaggio della Calabria, l'ho fatto io direttamente, però la canzone mi ha commosso, nel senso perché ho visto il cuore che ci si metteva dentro. E allora ho preso il microfono per dire due cose. A volte i ruoli di servizio nel nostro movimento sono anche faticosi ma sono belli, perché guardate, il servizio al movimento è bello perché è un servizio all'uomo, un servizio alla donna, un servizio che ci mette in relazione, che farà conoscere tutti. Giancarlo conoscerà meglio le varie comunità del Veneto, nel senso che sarà il filo. Sapete quella poesia di Madeleine Delbrel che forse c'è anche su qualche libretto che abbiamo messo, no? Qual è il ruolo del magister, qual è il ruolo del segretario regionale, il ruolo del presidente? È il ruolo del filo del sarto, che quando cuce un vestito, se il filo si vede vuol dire che è cucito male, se il filo non si vede ma tiene insieme il vestito vuol dire che fa la sua funzione, perché è nelle mani del sarto è il Signore, e quindi questo è il compito del servizio. Quindi secondo me dobbiamo dare un grazie forte a Lionello, ho conosciuto il Consiglio nazionale, no? Allora, prima di Lionello ho conosciuto come segretario, adesso consigliere, il mio vicepresidente Maurizio, che non va un grazie di più. Lo dico pubblicamente, io ho capito lo scoutismo adulto imparando da Maurizio, ve lo assicuro. Poi, no, sicuro. Poi c'era Chiara, segretaria, poi c'è stata Monica, poi Vania, Lionello va prima di Vania, e Lionello non è un uomo di tante parole, voi lo sapete, no? Però è un uomo di tanti fatti, di testimonianza concreta. Il Consiglio nazionale è prezioso anche per questo, perché guardate, uno pensa al Consiglio nazionale, discorsi, si fanno anche tanti discorsi, però ci vuole anche la relazione, ci vuole l'unione, ci vuole il saper fare concretamente, ci vuole la testimonianza. E quindi un grazie di cuore al servizio che Lionello finisce, un augurio a Giancarlo, che io non conosco, che ne conoscerò dal 21 di giugno, e credo che faremo questo tratto di strada insieme e sarà certamente bello, e quindi un grazie a chi si rende disponibile per questo nostro movimento. Ho il microfono in mano, vi dico un grazie davvero di cuore per questo giorno e mezzo che abbiamo vissuto, sto ancora qualche decina di minuti con voi, poi non mi fermo a pranzo, non perché non voglio mangiare, perché poi con 3 ore e mezza di viaggio se mangio rischio di addormentare, quindi preferisco andare, non subire la tentazione del pasto, che io per il pasto e quindi vi raccomando solo ancora una cosa. Vi raccomando solo una cosa, che non l'ho detta prima per esempio del vescovo, ma la dico a voi perché mi sono anche dimenticato questo. Abbiamo scelto 3 segni che voi conoscete per il 70°, 3 segni importanti: quello della culla termica Lampedusa. Pensate, siamo nel 2030 e Lampedusa, quando un bambino nasce in mare sui balconi, salza un elicottero da Palermo, va a Lampedusa con una culla, lo mettono dentro e lo riportano in una patologia a Palermo, cioè proprio dall'altro mondo, no? E quindi una culla termica a Lampedusa, un bosco, una falegname fluviale in un villaggio
nord dello Zambia, dove la nostra ONG Eccomi sta operando. Perché questo? Perché è una zona di grandi laghi, di grandi fiumi, e i giovani scappano perché non hanno da vivere, perché non hanno le barche per andare a pescare. Quindi sembra assurdo, ma allora la presenza lì, non salveremo il mondo, ma proviamo a salvare tutta la vita di qualcuno, e lì la falegnameria, insegnargli a costruire barche per poter pescare può voler dire cambiare la loro vita. Il terzo, qua vicino insomma, ad Argenta, non è tanto distante dal Veneto, fatta di Don Minzoni, molto per la libertà di educare, pianteremo un bosco di 21 alberi, poi ci saranno 24, 25, non cambia niente. Ma perché 21 alberi? Perché questo bosco è il bosco del futuro, no? La terra del futuro. Ogni albero vuole essere intitolato ad un educatore significativo che ogni regione sceglie. Quindi poi voi sceglierete un nome, poi ci sono già delle regioni che mi hanno detto: ma noi abbiamo 2 nomi, 3 nomi, va bene, c'è che un albero e ne metteremo 25, ma perché col comune di Argenta abbiamo deciso questo bosco nascerà nel giardino di un polo scolastico, mettono su dall'asilo nido al liceo, e sarà un percorso naturalistico ed educativo insieme, quindi costruiamo l'idea del futuro mettendo insieme l'educazione, i giovani, il bosco che cresce, e quindi questo è il terzo segno. Quando il Papa, siamo stati ricevuti dal Papa, lui sapeva perché gliel'avevamo comunicato prima, ci ha fatto tutta l'omelia, tutto il saluto, in 20 minuti ha parlato, sottolineando il senso antropologico e teologico dei segni che avevamo scelto, cui noi non avevamo assolutamente pensato, ma il Papa ci ha dato un'interpretazione forte ed era contentissimo dei segni scelti. Quindi impegniamoci con le vostre comunità, cena di autofinanziamento, attività che volete, tutto quello che comprate su quel banchetto lì, dai libretti alle spille eccetera, tutto quello che riusciamo a mettere insieme va per questi 3 segni che non vuole essere, non cambiano il mondo, ma danno il senso di quello che vogliamo essere noi come scout adulti. Grazie ancora della vostra Dico solo pochi minuti. Allora, Moreno del gruppo di Asia, ma parla anche a nome di Luciana, del gruppo di Verona. 2 settimane fa a Verona c'è stato un evento importante, il Papa all'Arena della Pace, però quell'arena è stata preparata a partire da febbraio. Nella preparazione c'erano dei delegati per 5 ambiti. Io ero nell'ambito dei migranti, Luciana era sull'ecologia. Da quegli incontri il venerdì è emerso un documento che è stato presentato al Papa, da quel documento sono nate le domande che sono state rivolte al Papa al sabato. L'incarico che ci siamo presi come delegati era di portare nei propri luoghi, quindi per noi ad Adria, ma nelle varie comunità, quel documento. Ufficialmente consegno il documento di Verona, Arena della Pace 2024, all'Assemblea, che comunque poi verrà, presumo, posta anche nel sito, a simbolo di quel momento che avrà una continuità e che ci aspetta, per chi lo vorrà, nel 2026. Quindi consegno un documento al nazionale e lascio questi ai regionali. E buonanotte. Allora, approfittiamo un piccolo momento perché giustamente qui che abbiamo il Presidente qua con noi è giusto fare questo momento. Allora, scusate, faccio solo di taglio solo con 2 parole. Allora, volevo ringraziare Vania e Gionello per la fiducia che mi hanno accordato, ma anche a tutti voi che mi avete eletto. C'è stato solo un astenuto in assemblea che ero io, per cui mi sembrava doverosa la cosa. Quindi vi ringrazio per la fiducia che mi avete accordato. Spero di essere, diciamo, all'altezza di Lionello.
riuscirò a marciare nella sua ombra, sicuramente ho le basi sicure, ecco. Lionello sì, è scaduto, ma provvederemo a modificare le date di scadenza, la portiamo più avanti, per cui non pensare di scappare, ma contiamo ancora nella tua presenza a livello per la rotta di Villaburi sarà fondamentale, vai. Allora, quindi vi ringrazio nuovamente, cercherò di fare il meglio del mio meglio, ecco, siamo in gruppo nella quale ci siete anche tutti voi, al di là del Consiglio regionale dei vostri magister, ma il movimento è composto da tutti noi, quindi siamo tutti responsabili del nostro movimento. Volevo solo raccordarmi un attimino con due termini che ieri Massimiliano ha detto nell'incontro per chi ieri non era presente. L'adulto scout, diceva Massimiliano, è un adulto che è in grado di ascoltare, di accogliere e di accompagnare. Questi erano alcuni elementi usciti ieri nell'incontro con le altre realtà dello scoutismo, che guarda caso iniziano tutte con la lettera A, come è la lettera A che c'è all'interno del MASCI. È un movimento di adulti che sanno ascoltare, accogliere e accompagnare. Ho colgo lo spunto da Massimiliano per aggiungere altri tre elementi che secondo me potrebbero essere importanti, che diciamo hanno come iniziale la lettera successiva, la S di scoutismo. Mi piacerebbe avere degli adulti, degli uomini e delle donne scout che siano significativi, e già oggi è uscita più di qualche volta, significativi ma anche che hanno significato, quindi c'è una duplice valore, ecco, come protagonisti nel nostro tempo. Ieri Massimiliano diceva noi non siamo davanti, dovremmo diciamo stare vicino alla strada e cogliere le occasioni. Io dico essere protagonisti nel nostro tempo, non del nostro tempo, quindi non essere davanti ma dentro, e secondo me questo è molto importante. Quindi come punti di riferimento pregni di significato, anche questo secondo me è molto importante. Dobbiamo essere significativi perché dentro di noi abbiamo il nostro significato. Adulti che esprimono quindi una grandezza, la grandezza di essere cristiani in primis, di essere uomini e donne con la nostra specificità, manteniamola questa specificità, al di là di avere 50, 60, 70, 80 anni o più, ma ognuno di noi è importante per com'è e come deve essere per tutti noi, perché siamo portatori di valori che non si possono sostituire. Questo era il concetto di significativi. Il concetto di sapienti, allora sapiente me lo sono letto ieri da Google, quindi ve lo trasmetto come l'ho letto. Chi è in possesso di una grande perizia e competenza, abile, capace ed esperto. E penso che tutte queste caratteristiche siano nostre. L'ultima, quindi la seconda parola era sapienti, la terza parola è sereni, che la collego alla parola che è uscita ieri, che non inizia per S ma è felicità. Allora essere sereni, il mondo di oggi ha bisogno di serenità e noi siamo sereni perché abbiamo dentro di noi la consapevolezza che la proposta che viviamo è una proposta magnifica. Dobbiamo essere in grado di trasmettere questa serenità perché ce la portiamo dentro. Grazie ancora. La sera che mi è venuto a trovare a casa dopo avergli fatto la proposta,
pioveva, diluviava, non serviva neanche il cancello, perciò si è anche lavato. È un segno di Dio, è un segno di Dio. Allora arriva dentro, parliamo un po', eccetera, poi va bene, dai, fammi sapere cosa. A un certo punto apre la porta della mia cucina per andare a casa e mi fa: senti un po', io sono venuto qua per dirti di no. Ancora? Ora no. Per dirti di no, guarda mio marito e fa: ma è sempre così questa? E mio marito gli fa: guarda, io mi sono soffatto, perciò vedi tu come cosa vuoi fare. Ed è qui con noi, perciò meglio di così. Dimenticavo di ringraziare la mia comunità e la zona Piave. Avete visto, sono dei ragazzacci. Io sto cercando di educarli, ma mi sa che spero che tutta la riunione sia di loro. Allora, adesso Sara, dove sei? Sara. Allora adesso approfittiamo, siamo Cristiano, giustamente deve andare, facciamo il taglio simbolico della conta. Abadino ufficiale della giornata, vai, Abadino ufficiale lei. Vivi la vita e non voltarti indietro, vivila ora perché non è finita, vivi la vita e pensa al tuo domani, vivila ora col coraggio tra le mani, vivi la vita, vivi perché c'è ancora un sogno davanti a te. Nessuno può attraversare la vita, così come non può attraversare un pezzetto di campagna senza lasciare tracce. E quelle tracce possono spesso essere utili a chi viene dopo di lui per trovare la propria strada. Vivi perché c'è ancora strada davanti a te.